321 TG del Turismo. Susi Patrizia News. Prima News. di tutto partiamo su una notiziona. La notiziona è che siamo dappertutto, cioè voi potete andare a vedere su YouTube Per Caso TV e ci trovate uno sbanderno di roba nostra. Sbanderno è un modo che dà un senso, una gran quantità di roba nostra, velisti per caso, tutti slow tour, tutti le web serie, tutti anche i miei filmati anche originali, insomma. Trovate tutto. Dalla bene la notiziona. Da una collaborazione con Digital United Studios, è nata Per Caso TV e ci trovate appunto sul computer, sul televisore smart, addirittura col telefonino. Cercateci su Samsung TV Plus, Amazon Prime, YouTube, Rakuten TV e anche su Plex TV. Ecco, su Amazon dovete digitare Susi con tutte le Y, Bladi, e mi trovate. Vabbè. Trovate un sacco di filmati, davvero, veramente anche originali. Vai. No, devi andare tu perché la notiziona sta a cuore a te, lo so che qua il tuo cuore batte. Il mio cuore batte, sai che non lo so dove batte il mio cuore? Sul viaggiatore seriale? Ma no, è che le Domus de Janas sono diventate patrimonio UNESCO. Ma come no? Sei maniaca di quel posto lì che me l'hai perché le Domus erano state era molto importante che venissero considerate appunto per la loro importanza. Sono molto antiche, arcaiche. Le Domus de Janas sono questi sepolture, diciamo, perché di molte popolazioni che hanno vissuto in questo caso in Sardegna nel tempo nuragico, diciamo, e anche pre-nuragico, noi non possiamo sapere dove abitavano e come abitavano perché i villaggi non ci sono più, ma che cos'è rimasto? Sono rimaste le sepolture che sono appunto di solito scavate nella roccia e sono come posso dire, delle grotte in qualche modo artificiali scavate nella roccia, anche decorate in vario modo, e ci raccontano di una società che era una società molto con una presenza femminile molto importante, ma fondamentalmente probabilmente non gerarchica, cioè nel senso che vediamo delle sepolture che sono uguali per tutti. Dillo, matriarcale. Quindi matriarcale. Poi a lei piace tanto perché sono posti piccolini dove lei è entrata proprio di corsa. Perché le fate, le Janas, le fate sono piccole, come diceva la mia amica Susi Oliveni, che vedete nel filmato. Infatti adesso lei ci costringe a rivedere in parte un filmato che ha fatto proprio qui in occasione della notizia che sono diventate appunto patrimonio UNESCO. E io l'ho fatto molto prima del patrimonio UNESCO. Sì, lei arriva prima dell'UNESCO. Guarda, fai vedere un estratto. Susi Oliveni, eccomi qua. Susi, professoressa di storia e filosofia, si occupa da sempre di dee madri. Qui in Sardegna ha trovato siti importantissimi per la sua ricerca. Con lei andiamo nel territorio di Laconi a vedere le Domus de Janas, le case delle fate. Perché case delle fate? Perché le fate sono piccole e perché i sardi ci hanno sempre creduto nelle fate fino a tempo recentissimo. Sono case di esseri piccoli. Di esseri che sono sicuramente magici, sicuramente e piccoli. Piccoli, così. Sono di un periodo che va dal 4000 al 5000 a.C. Ossari dove venivano deposte le ossa dopo che il corpo era stato scarnificato. È quella stessa cosa che facevano gli indiani d'America. E che facevano i tibetani. Li esponevano agli avvoltoi per poter avere il più fretta possibile l'osso, perché l'osso era la cosa più importante e più resistente, che rimaneva di più e quindi che doveva essere conservato. Ma la cosa interessante è che erano tombe comuni. Quindi se ci andavano tutti, se venivano seppelliti tutti e non solo i re o i guerrieri più importanti, voleva dire che la società era comunitaria. Qui i morti venivano inumati con le figurette delle dee madri tra le mani, come se il defunto la stesse guardando e come se lei lo assistesse benevola, perché lei sorrideva. Sì, le dee madri sorridono.
Dobbiamo capire chi era la gente che faceva questo e come viveva. Questi erano avanzatissimi, più di noi, questo è quello che penso. Come più di noi? Sì, più di noi, molto più civili di noi. Beh, intanto qui non c'era guerra. E allora sai, dove c'è guerra secondo me c'è civiltà, punto. Allora se siete in Veneto, però avete un'occasione imperdibile a Vo, in provincia di Padova, dal 19 al 21 settembre, cioè in pratica da oggi fino a domenica, c'è la festa dell'uva, è un evento unico nel suo genere. Carri allegorici di uva, degustazioni, concerti, laboratori, tour nelle cantine dei Colli Euganei. Ma insomma l'attrazione è questa sfilata dei carri, domenica 21. Sono dei veri capolavori perché sono realizzati interamente con dei veri acini d'uva. No, dai! Non la potete perdere. Vabbè, ce lo segnala la redazione di Italia Tavola che io frequento sempre. Naturalmente che tu frequenti. Vado col viaggiatore seriale? Vai col viaggiatore. Vado col viaggiatore seriale. Vai. Alessio Cantarella ci ha mandato l'ultimo viaggio che ha fatto. Sapete, il viaggiatore seriale viaggia in un luogo all'altro nel weekend. E nel weekend lui è andato a Tokyo. Ciao Siusi, oggi sono a Tokyo, una città dove tradizione e modernità convivono in armonia. Partiamo da Sensoji ad Asakusa, il tempio più antico della città. Cambiamo completamente atmosfera e andiamo ad Akihabara, il paradiso per gli appassionati di elettronica, manga e anime. Qui i negozi e le insegne luminose non hanno fine, ma Tokyo è anche fatta di angoli nascosti, come le stradine di Shinjuku, con i loro izakaya, piccoli locali dove si respira la vita quotidiana giapponese. E per concludere finiamo la giornata a Shibuya Scramble Crossing, l'attraversamento pedonale più famoso al mondo, dove allo scattare del verde migliaia di pedoni attraversano la piazza da ogni direzione possibile. No, ascolta, io mi sono informato però sui tuoi amici viaggiatori seriali, cioè perché ce ne sono tanti? Ce ne sono tantissimi. Allora, lo chiamano Extreme Day Trip, ovvero il turismo in giornata, con partenze all'alba e rientro nella tarda serata. Allora, ma ci sono dei siti, ce n'è uno che si chiama appunto Extreme Day Trips con 300.000 iscritti. Sì, vedi? Qui ho letto che c'è l'esempio di un content creator statunitense. Cioè parla in italiano, parla come mangi. Insomma, è così. C'è un matto duro che si chiama Kevin, che a aprile ha preso un volo pomeridiano all'aeroporto di New York, è atterrato al Cairo in Egitto alle 5 del mattino, ha trascorso qualche ora a visitare le piramidi e poi è tornato in aeroporto e è rientrato a New York la sera stessa grazie al fuso orario. Giusto, ha sforzato il fuso orario. Sì, beh, è roba da matti però. Ma sì, è una roba un po' da matti. Ma non eri per lo slow tour, tu, scusa, che cosa Capisco, però mi sembrava che Alessio avesse, insomma, come dire, una dimensione un po' più umana e anche un po' più... Alessio è simpatico, questo è vero, ed è un nostro amico. Allora. Senti, allora, finiamo... noi abbiamo dato la settimana scorsa la notizia della partenza della Global Sumud Flottiglia e trovate gli aggiornamenti sul sito veristipercaso.it, perché noi cerchiamo di tenerci e di tenervi aggiornati. Sì, perché quello che manca è assolutamente l'informazione, proprio, quindi ogni cosa che serve a dare visibilità e a seguire questi eroi è importante. Allora, alla fine finiamo con notizie un po' più, diciamo, leggere. Su italiaslowtour.it.com trovate un sacco di convenzioni con aziende, possibilità, noleggi di automobili, eccetera, eccetera, e con degli sconti, ovviamente. E soprattutto Columbus Assicurazioni. Se accedete alla piattaforma di Italia Slow Tour o Turisti per Caso potete assicurarvi con uno sconto del 10%. Sì, che non è male, ma in ogni caso avevamo detto che studiavamo i luoghi dove andare, dove scappare, ci stiamo studiando, ve lo sapremo dire. Però c'è una notizia importante. Allora, sta uscendo proprio in questi giorni il mio libro su Dracula. Dracula non muore mai, eccolo, lo vedete, lo potete trovare, è della Mondadori, quindi dovrebbe essere in tutte le librerie.
fra un po'. E infatti il 25 a Santa Maria la Nova a Napoli, dove è stata trovata l'epigrafe che ci dice che Dracula è morto lì e non quando si è detto non in Romania ma lì a Napoli, è lì la sua tomba. Ebbene, ci sarà proprio un incontro su questo, Santa Maria la Nova, con il direttore Giuseppe Reale e spiegheremo cosa c'è scritto in quell'epigrafe. E poi successivamente, attorno al 5 di ottobre, ci sarà anche la presentazione del libro, sempre a Santa Maria la Nova, e andrà in onda lo speciale per la 7, lo speciale che ho fatto fra la Romania e l'Italia, alla ricerca della tomba di Dracula. Alla prossima. Ciao.